A 100 anni dalla sua nascita, Poste Italiane dedica un francobollo a Mario Rigoni Stern, un omaggio che ha il sapore del ricordo perché al fronte lo scrittore è stato anche una sorta di postino. Uno dei suoi primi incarichi fu infatti quello di portaordini. Presentato in municipio ad Asiago alla presenza della moglie Anna e del figlio Gianni, il francobollo da 1,10 € è già disponibile e molti collezionisti non hanno perso tempo comprandone in serie. L'autore della foto inserita nel francobollo è Adriano Tomba, fotografo di Valdagno che ha saputo catturare lo sguardo profondo dello scrittore, un legame, quello fra Mario Rigoni Stern e le lettere, la corrispondenza, che ha contraddistinto i suoi anni, i suoi racconti di guerra, le sue pagine. A lettere spedite sono state affidate speranze vane e concrete dei tanti militari al fronte, amori mai nati o ritrovati. Con questo francobollo si rende un doveroso omaggio a un uomo di lettere, in tutti i sensi.